Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Bene coach, presentiamo il derby di domenica. Partita contro Treviso, Dunque sono qua, domande possiamo fare subito. Sicuramente sarà appunto una bella lotta, perché voi lottate per un obiettivo, loro per un altro, entrambi sarete sicuramente agguerriti. No, sempre queste partite sono speciali, lo sappiamo, ogni paese ha derby speciali, in Italia è uno di questi. Abbiamo migliorato, fare tante cose meglio contro Brescia, paragone che questa partita contro Virtus. Anche vedo squadra sul nostro allenamento che vuole, che fa di più, e tanta energia, come allenatore sempre voglio un po' di più. Penso che il lavoro che facciamo in questo momento è il modo giusto per andare per ogni partita e per una preparazione per playoff. Dunque Treviso lo sappiamo che ha una situazione molto difficile, lo sappiamo tutte le cose buone che fanno in questo momento, però noi andiamo a rispondere e fare cose che pensiamo che noi dobbiamo fare per battere Treviso, in attacco e in difesa. Coach, con quale atteggiamento si gioca un derby? Come dicevo prima, molto delicato, come diceva giustamente anche la collega, no? Perché Treviso deve portare a casa punti, voi anche. Siete aggressivo, più sulla tattica, più... Io penso che derby è una partita diversa per motivi, per stampa, per pubblico, però noi come professionisti dobbiamo andare a ogni partita, giocare serio e provare a fare meglio. Dunque non cambia tanto per noi quando si dice derby. Devi giocare serio e forte ogni partita. Scusi, soprattutto sotto quali aspetti? Quali aspetti? Che cosa? What you have to do better? Noi dobbiamo migliorare tanto. Contro Brescia siamo stati fino agli ultimi 20 secondi punto a punto e fare tanti errori difensivi, offensivi. Dunque noi dobbiamo migliorare. Non c'è una cosa, ci sono tante cose. Io penso che nostra squadra è una buona squadra che ha un grande talento fisico, però meno questi errori, meglio il risultato. Dunque non c'è una cosa, ci sono tante cose. È un po' preoccupato che nelle ultime 4 partite avete una media superiore di 90 punti subiti? Come no? Il miglior attacco di stagione, nello stesso momento. Però noi come squadra numero 1 in Italia per fare rimbalzi, in ultime 4 partite abbiamo lasciati tanti. Dunque tu parli di difesa e al finale tu giochi difesa, loro ti fanno rimbalzi offensivi. Abbiamo ricevuto 12.5 punti per partita, ultime 4 partite. È troppo. E il clima com'è? L'atmosfera Bene. della squadra dopo le sconfitte? Bene. No, noi abbiamo perso 2 partite in fila, no 22. Non devi fare, come si dice, overreaction. No? Deve essere esagerata. Dunque noi non vogliamo perdere partite per questa squadra, abbiamo perso 2 partite e veramente questa sta qua contro Virtus in una maniera incredibile, però non possiamo piangere, dobbiamo andare avanti e migliorare, come ho detto di prima. Coach, tutti disponibili, compreso Max, penso che è stata commutata la squalifica in pecuniaria, ok, quindi tutti disponibili, e rispetto alla partita del Palaverde sono cambiate le 2 squadre, se sì come? Sono squadre cambiate, loro hanno cambiato, penso che hanno migliorato loro da prima partita, però anche noi non abbiamo cambiato tanto, però penso che abbiamo cambiato per bene. Coach, se penso a Treviso e guardo la partita della settimana scorsa,
con Milano sono partiti subito forte facendo 31 punti nel primo quarto. Sarà fondamentale riuscire a limitarli con una grande difesa fin da subito. Io penso che questa partita di 40 minuti, non hai visto loro tante partite che hanno avuto 18 di più dopo di primo quarto, non lo so, 15 minuti, non lo so esattamente, era un momento 28-10, penso primo quarto, sì, però ogni partita è storia nuova per me, dunque noi vogliamo giocare 40 minuti con nostra filosofia per vincere questa partita.